A distanza di un anno dalla presentazione del progetto delle 12 ipovie, a Fieracavalli la Regione Veneto ha fatto il punto sullo stato d'avanzamento dei lavori delle cosiddette Vie delle Prealpi. 6 sono i percorsi già aperti e la collaborazione delle Proloco ne garantirà la gestione e la manutenzione. Ma il progetto viene ora completato con la messa in rete di tutte le 12 ipovie e con l'adozione di un'applicazione dedicata, un vero e proprio navigatore GPS per guidare i cavalieri lungo i percorsi, uno strumento per promuovere il territorio, dando al contempo maggiore sicurezza ai turisti. Meno pericolo, miglior visita dei territori perché vieni anche avvisato nel tuo navigatore nel telefonino delle eccellenze culturali, delle eccellenze turistiche e anche agroalimentari. E con il presidente Zaia, grande appassionato di equitazione, abbiamo fatto anche il punto del settore equestre. Come sta il settore equestre nel Veneto? Sta bene nel senso che è in mano agli appassionati, vive di una grande crisi che è quella dell'ippica, di un governo che trascura a 360 gradi il mondo del cavallo e penso che non servirebbe neanche chiederlo a me, fermate qualcuno che si occupa di ippica e ve ne dice di tutti i colori. Abbiamo però delle eccellenze tipo l'Anna Cavallaro o Alberto Zorzi che stanno cercando di promuovere l'equitazione ad alti livelli. Noi abbiamo molte eccellenze, in Veneto in particolar modo ce le abbiamo a livello sportivo, a livello agonistico, ma ce le abbiamo anche a livello di indotto del settore, pensiamo al mondo dei finimenti, della selleria, al mondo dei prodotti per i cavalli, al biomedicale e molto altro ancora. Diciamo che il Veneto è innovatore, non è un caso che la più grande fiera al mondo sia qui, sia in Veneto e si chiami Fieracavalli.